Ciao Pino, buongiorno, stamattina siamo a Piazza Caduti di Brescia e come Movimento 5 Stelle cosa stiamo chiedendo ai cittadini salernitani? Stiamo attuando una nuova iniziativa, raccogliamo firme per il bilancio sociale partecipato. Di che cosa si tratta? Di uno strumento che consente ai cittadini di Salerno di partecipare alle scelte comunali sull'allocazione delle risorse finanziarie. In sintesi, il Comune da un lato raccoglie mezzi monetari, risorse finanziarie tramite il sistema tributario e tramite il fondo perequativo le risorse speciali e gli interventi che fa lo Stato centrale. Dall'altro ha la necessità di investire queste risorse in relazione alle funzioni fondamentali che deve svolgere sul territorio. Allora, siccome fino adesso noi abbiamo subito le decisioni del Comune, perché il Comune non ha mai chiamato i cittadini alla partecipazione alle decisioni amministrative. Attuando questo strumento previsto da una legge dello Stato, i cittadini potranno concorrere alla formazione delle decisioni amministrative e dunque di investimento delle risorse sul territorio. Grazie. Stiamo raccogliendo